Passa alla Procura di Treviso l'inchiesta giudiziaria della truffa milionaria sulle criptovalute. Lo ha reso noto oggi con un comunicato il procuratore capo di Pordenone, Raffaele Tito. Procura che fino ad oggi aveva coordinato l'inchiesta che vede agli atti una società trevigiana con sede a Londra che avrebbe proposto investimenti in criptovalute aggirando circa 4.000 clienti in tutta Italia. La truffa più o meno ammonta a quei 100 milioni di euro che mancano all'appello e che non si sa bene dove siano finiti. E quello che deve essere rilevante e importare per coloro che hanno subito queste perdite è il fatto che l'azione di recupero non sarà solo nei confronti dell'NFT, ma sarà anche nei confronti di tutta la rete di broker che in qualche modo hanno affiancato sul territorio dell'NFT. Broker che avrebbero promesso alle vittime rendite del 10% mensile rispetto all'investimento fatto. E saranno i singoli broker a dover rispondere di tasca loro qualora la società non abbia liquidità sufficiente per risarcire. Risarcimenti promessi dalla società trevigiana dopo il 21 novembre, data però che non convince le vittime, anche solo per la sua puntualità. Perché il 20 novembre è 3 mesi più o meno dalle prime notizie che sono apparse in maniera massiccia sui giornali, appunto dell'esistenza dell'apertura dei fascicoli presso la Procura di Treviso e la Procura di Pordenone. Noi stiamo registrando un numero più ampio di persone che si stanno convincendo a fare la denuncia querela proprio in conseguenza delle ultime comunicazioni che sono state veicolate da chi ancora fa capo all'NFT, con una promessa di rientro rateizzato parziale di quelle che sono le somme non restituite a partire, puta caso, dal 21 di novembre, quindi il giorno successivo all'ultimo giorno utile per fare la denuncia a querela.